Vo ricorda, Vo resiliente. Questo si legge sui 2 cippi di trachite, materiale simbolo dei Colli Euganei, che sono stati scoperti oggi per celebrare la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Insieme il sindaco di Vo e quello di Codogno, nell'Odigiano, hanno voluto ricordare chi si è sacrificato in quel drammatico periodo. Chi oggi piange le vittime, piange un sacrificio in realtà a cui dobbiamo tutti un tributo. Guardare al futuro pensando a quello che hanno sacrificato queste famiglie è doveroso e dobbiamo riuscire a stringerci attorno a loro. Dobbiamo ricreare quello spirito di comunità che loro hanno saputo, con il sacrificio dei propri familiari, dare all'intera nazione. I pensieri dei bimbi delle elementari volano in cielo legati ai palloncini bianchi. Un pensiero anche ad Adriano Trevisan e Renato Turetta, prime delle oltre 190.000 vittime registrate nel periodo dell'emergenza in Italia. Lo spirito di comunità, di unità e di coesione è stato quello che ha mandato avanti le comunità nei momenti più duri, nei momenti in cui ci si sentiva isolati, nei momenti in cui venivi visto anche come un untore o a volte come degli appestati che dovevano stare alla larga da tutto. E la comunità si è stretta comprendendo anche prima di quello che era il mondo fuori. Una passeggiata silenziosa fino al centro del paese, delle autorità, degli alpini, dei volontari, dei sanitari e dei tanti cittadini che hanno voluto ricordare chi non c'è più. Fratelli d'Italia, Noi abbiamo avuto oltre 18.000 vittime, è stata una tragedia non solo del Veneto, ma internazionale, così il presidente della regione Luca Zaia, ricordando quei drammatici momenti. Abbiamo capito che di fronte a situazioni emergenziali come queste è necessario prepararsi in maniera migliore. Ovviamente questa è stata una lezione che è stata recepita da tutto il Paese e che penso che possa consentire di affrontarci, speriamo mai, altre situazioni emergenziali simili.